Allora, era il 22 ottobre 2017 che i veneti sono andati a votare il referendum e 2 milioni e mezzo, se non mi ricordo quanti, ma quasi la stragrandissima maggioranza della popolazione veneta che col diritto di voto, e tra l'altro nei veneti ci sono veneti, ma ci sono anche quelli che sono mezzi veneti. Io personalmente sono mezzo siciliano, mio padre è siciliano, e abbiamo votato per avere l'autonomia del Veneto. Avere l'autonomia del Veneto non vuol dire, a mio avviso, avere meno solidarietà verso le altre regioni. Non mi sembra che né questo governo né gli altri governi abbiano dimenticato il Sud. C'è questo progetto di fare, tanto per fare un esempio, il ponte sullo stretto di Messina, che lo porta avanti il ministro Salvini. Non mi sembra che lo si possa dipingere come meridionalista. Comunque, detto questo, è chiaro che le opposizioni, la Schlein piuttosto che Conte, mica possono dire alla Meloni che ha fatto bene, ci mancherebbe altro, sta nella logica dei partiti, nella logica delle parti. Però di fatto c'è da dire, e faccio un semplicissimo esempio, ma ne potremmo fare tanti altri, per esempio la sanità del Veneto, come quella della Lombardia, è all'avanguardia di tutta quanta, non solo in Italia, ma anche in molte parti d'Europa. Quindi vuol dire che nel Veneto e in Lombardia ci sono degli amministratori. Quando parlo di amministratori non dico solo i politici, parlo anche i funzionari, gli impiegati, chi lavora in pratica nella gestione dell'amministrazione, che sono più capaci evidentemente di altri. Allora, quando arrivano i soldi a pioggia, tipo i bonus sulla casa, tipo il reddito di cittadinanza, tutte quelle cose, non crei ricchezza, crei povertà, perché non c'è nessun stimolo per migliorare la propria posizione. Comunque è un discorso lungo che non si può certo espletare in pochi minuti, sarebbe necessario portarlo, approfondirlo con più, diciamo, anche sentendo più pareri. Oggi siamo stati al mercato del giovedì, che è sempre molto vivace e porta sempre tanta economia, ma anche, diciamo, è uno strumento sociale, direi, molto importante, perché ci si saluta, ci si vede, c'è tutta una serie di meccanismi che entrano in gioco, oltre che arricchire la nostra città. Abbiamo fatto qualche domanda e qualcuno che ha risposto in maniera, diciamo, in un certo modo per quanto riguarda questa autonomia. Mi piacerebbe che anche voi interveniste e ci diceste il vostro punto di vista su questa autonomia del Veneto, se è tutta questa, ci sarà questa spaccatura dell'Italia, se è una mancanza di solidarietà oppure è un incentivo per lavorare e fare meglio per tutti, per tutte le regioni. Senti, ma tu che sei amico intimo della Schlein, Sì. perché ce l'ha tanto questa autonomia? Che secondo te questa autonomia va a rovinare l'Italia? Va a intaccare il potere economico dei Paesi Bassi, di quelli del Sud? No, lei ce l'ha, non so perché ce l'abbia, lei la mette sull'unità dell'Italia, ma così non scendiamo mica l'Italia, diciamo, ogni regione paga il prodotto che fa. Se tu non produci niente, non avrai niente. No, se tu produci 1000 avrai in percentuale quello che ti spetta. Ma che non è così. Ogni regione alcune materie col tempo, che entrano anche in automatico, tanto deve passare al Parlamento. E poi con il tempo alcune materie tipo la sanità mi pare che sia già Autonoma. Ma poi per esempio gli insegnanti, allora invece di avere delle graduatorie nazionali hai delle graduatorie regionali. Cioè, voglio dire, noi non possiamo aspettare che il Mose ci diano l'ok da Roma, gestirà Venezia, no? Non possiamo pretendere che Roma capisca come si va la statale del Santo a Padova, lo gestirà Padova, no? O il Veneto. Quindi non. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa e in occasione del Black Friday sarà ancora più piacevole comprare da Naima. Naima in Corso del Popolo a Chioggia.